In uno dei siti di Veneto Agricoltura si è tenuto la scorsa settimana un importante evento. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Manca poco a Natale e come tradizione al centro poi di Tramontana c'è questa esposizione incredibile di poinsettia, ovvero stelle di Natale. Sì, ci troviamo a Po di Tramontana, che è uno dei centri di Veneto Agricoltura, e come ogni anno, da diversi anni, presentiamo le prove varietali. Oggi c'è un convegno molto importante, un convegno tecnico, dove si parla della sperimentazione, ma soprattutto anche un occhio alla sostenibilità. Questo è il ruolo di Veneto Agricoltura. Beh, sicuramente il ruolo di Veneto Agricoltura è quello di sperimentare. Oggi stiamo guardando i risultati di questa sperimentazione su circa 200 varietà di poinsettia per vedere quello che potrà essere la produzione degli anni futuri. Fa parte degli scopi di Veneto Agricoltura, sì, certo. Produrre fiori oggi non vuol dire soltanto badare al risultato economico e anche quello tecnico, ma anche badare all'ambiente. Esattamente, allora ci sono tanti campi prova in giro per l'Italia di queste varietà, però quello proposto da Veneto Agricoltura è sicuramente quello più interessante da un punto di vista che ritengo fondamentale, ovvero la salubrità di chi lavora in serra. Nella totalità degli input energetici che io devo dare a una pianta come questa per poter venire fuori così bella, ci sono molti aspetti. Questo campo prova è quello che dà maggiore importanza agli aspetti relativi agli input energetici, o mi spiego meglio, bisogna dare come input un peso maggiore all'impiego di sostanze chimiche, all'impiego di sostanze che danno impronta carbonica. Bisogna sotto questo punto di vista ridurre sicuramente questo tipo di input energetici, e questo campo prova va proprio in questo senso. Quindi salubrità degli operatori, salubrità del prodotto, nel contempo, e questo è quello per cui si fa sperimentazione, mantenimento della qualità del prodotto finale, che comunque deve essere garantita. Quindi le novità di quest'anno sostanzialmente sono relative sia alle varietà, ma in particolare anche all'attenzione ambientale e alla sostenibilità che voi del Centro Po di Tramontana avete posto. Sì, diciamo che in collaborazione con l'Associazione di Floricoltori del Veneto quest'anno puntiamo più a un prodotto di qualità, in qualità non più solamente estetica, perché è il punto diciamo, principale per il cliente che ovviamente deve acquistare, ma un prodotto di qualità vuol dire anche un prodotto ottenuto con una riduzione degli input chimici, quindi salvaguardando l'ambiente, ma non solo, ma salvaguardando anche la salute degli operatori che lavorano in serra e del cliente finale, che poi lui acquista la pianta e se la porta in casa. Quindi un qualcosa ormai di innovativo, se vogliamo, e quindi aggiornare sempre più il produttore, che deve scegliere quelle tecniche di coltivazioni più rispettose per l'ambiente. Da un punto di vista varietale invece quali sono le novità? Ma le novità sono diverse quest'anno, al di là della colorazione rossa sempre più intensa, sempre più accattivante, ci sono nuove varietà con le bracte più smussate, se vogliamo più rotondeggianti, anche lì che danno un senso di una pianta innovativa, e poi sempre le colorazioni più accese che vanno dal rosa al lilla, alla scricciatura e sfumatura, sempre per diversificare, segmentare il mercato e quindi invogliare il consumatore ad acquistare la stella di Natale. Però il consumatore vuole la stella di Natale rossa e con le foglie belle aperte. Eh sì, diciamo che il consumatore italiano, soprattutto veneto, è legato alla tradizione. La tradizione è la poinsettia di colorazione rosso acceso che ricorda molto il Natale. E gli oltre 100 tecnici presenti oggi e in visita qui questo cercano? Sì, questi cercano proprio delle informazioni oggettive che noi ogni anno diamo, e grazie a loro, diciamo, riusciamo a capire che effettivamente l'attenzione è alta, e quindi è giusto continuare in questo senso, dare numeri, se vogliamo, varietà, ma soprattutto ormai tecniche di coltivazione legate all'ambiente. Allora possiamo dire buon Natale a tutti? Sì, direi buon Natale a tutti, grazie a voi.